Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel 2023 l'interscambio commerciale tra Turchia e Italia ha superato i 25 miliardi di euro con l'obiettivo di raggiungere i 30 miliardi di euro nel 2030. L'Italia è il principale partner commerciale della Turchia nell'area mediterranea e il secondo dell'Unione Europea dopo la Germania. Fatta questa premessa, per iniziativa della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e l'organizzazione dell'azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, l'appuntamento in aeroporto a Cagliari con Sardegna Turchia Business Forum, per consentire alle imprese isolane di approfondire la conoscenza del mercato e le opportunità del paese, ponte naturale tra Occidente e Oriente. Avviare relazioni commerciali con il mercato turco è importante per due profili. Intanto per l'importanza di quel mercato. L'anno scorso ci sono stati interscambi commerciali tra l'Italia e la Turchia per 25 miliardi di euro in settori importanti, la ricostruzione dopo il terremoto, l'ICT, il turismo, l'agroalimentare, che è sempre molto apprezzato anche in quei mercati. E poi la Turchia rappresenta una testa di ponte verso un mercato molto più ampio. È una repubblica, una regione di riferimento per tutto il territorio, per tutto il Medio Oriente, e quindi l'avvio di relazioni commerciali stabili, la sottoscrizione di accordi in questi settori strategici a cui ho fatto riferimento è di una qualche importanza e di un qualche rilievo. La Camera di Commercio di Ankara e quella di Cagliari fanno parte di Ascame, l'associazione tra le Camere di Commercio del Mediterraneo. C'è quindi un luogo stabile e continuativo per avere dei punti di riferimento da parte delle imprese. Oggi è presente una buyer interessata a proporre presso il mercato turco dei prodotti agroalimentari sardi, ci sono i rappresentanti dell'organismo statale turco sugli investimenti in Italia, è presente la compagnia aerea di bandiera della Turchia, la Turkish Airlines, qui ci sono tutte quante le condizioni perché questo forum bilaterale consenta delle opportunità. Si inserisce all'interno del lavoro, del ruolo tipico delle Camere di Commercio diretto a favorire scambi e relazioni commerciali a beneficio delle imprese sarde. Ed eccoci col responsabile dell'ambasciata arrivato da Roma per questo accordo che vede la Sardegna insieme alla Turchia e soprattutto accedere a un hub straordinario come quello di Istanbul. Speriamo, perché la Sardegna ci teniamo, vorrei sottolineare che ci teniamo moltissimo come luogo, come posto per la sua storia, e quindi vogliamo aumentare e far crescere questo rapporto sul turismo tra la Sardegna e la Turchia. Questa è la nostra priorità in questo momento, diciamo. Mi racconta come è nato questo accordo? Guardi, già stavamo seguendo Sardegna da parecchio tempo, quindi abbiamo visto la crescita forte del turismo e giustamente ci ha fatto vedere voglia di rivedere e vedere da vicino questo territorio, quindi per questo siamo qui.
La sua analisi, i grandi problemi di oggi in Medio Oriente potranno influire sul mercato turistico europeo? In breve tempo sì, in lungo termine non credo, quindi non ci sarà in futuro non ci sarà grande problema. Quindi parlando per la Turchia, per noi la guerra è lontano, quindi. Però io credo che man mano andando avanti questo problema non ci sarà più, quindi per il breve tempo sì, potrebbe essere un problema, per il lungo termine non credo. Ecco, quando lei parla di breve e lungo termine, possiamo sognare la fine dei problemi alla fine del 2024? Speriamo, tutta la nostra speranza è questa, speriamo di sì, quindi noi ci contiamo su questa cosa, sperando. Come nasce, da dove nasce questo accordo con la Turchia? Nasce questa giornata d'incontro che ancora non è un accordo, da delle trattative, da delle attività che i nostri uffici stanno svolgendo da tempo per aumentare le destinazioni, per aumentare le attività commerciali e per garantire un più ampio sviluppo al nostro aeroporto. La Turchia è importantissima, è un punto, un hub importantissimo da dove si possono raggiungere mete estremamente significative, e d'altro canto la Sardegna è un prodotto interessante per la Turchia. Quando parliamo di Istanbul parliamo dell'aeroporto più grande d'Europa? Sì, l'aeroporto più grande d'Europa è soprattutto un hub internazionale importantissimo che ci consentirebbe attraverso un unico passaggio di raggiungere mete che oggi sono difficilmente raggiungibili con tempi molto lunghi. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i numeri del 2023, è stato un anno da record. È stato un anno da record sia come numeri, c'è stata una ripresa, siamo leggermente più alti del famoso anno record del 2019 e soprattutto c'è stata una ripresa del traffico internazionale che negli anni scorsi ancora stentava a ripartire, invece quest'anno ha consolidato e confermato la tendenza e il gradimento degli stranieri per l'isola. Che cosa vi aspettate dal 2024? Prudenzialmente preferirei dire nulla, molto in realtà, ci aspettiamo molto, ci aspettiamo di raggiungere degli obiettivi sfidanti, di migliorare l'efficienza e i servizi del nostro aeroporto garantendo sempre un'attività, un servizio ai massimi livelli per quanto ci compete. E a proposito di amicizia tra Sardegna e Turchia con sviluppi che vedremo tra poco, c'è anche qualcosa che riguarda il rapporto dello scalo cagliaritano con i suoi clienti, una proposta diversa da tutti gli altri scali. Stiamo attivando una campagna che si chiama Aeroporto Amico, che comprende una serie di iniziative che avvicinano l'aeroporto al territorio, l'aeroporto ai passeggeri, in modo da rendere gradevole la permanenza in aeroporto e consentire anche a chi non deve viaggiare di venire e passare del tempo in aeroporto. In quest'ottica abbiamo fatto un parcheggio gratuito di 2 ore, che consente quindi di portare qui anche i bambini a giocare nella scacchiera. Stiamo inserendo dei calciobalilla che consentiranno anche di passare qualche minuto, ma questo è l'inizio di un percorso che abbiamo ideato anche copiando dall'aeroporto di Roma, dove hanno tanti strumenti, pianoforti eccetera, però stiamo cercando di fare un sorpasso. Come è nata l'idea della libreria Rombo di Tuono? La libreria Rombo di Tuono sull'onda emotiva di un grandissimo... Proprio a tempo di record? A tempo di record, sì, appena abbiamo avuto la notizia che ci ha colpito molto, abbiamo fatto un sondaggio interno e abbiamo deciso di intitolare la libreria Rombo di Tuono Gigi Riva. Analizziamo anche con lei, dopo averlo fatto con la Presidente, questi numeri del record del 2023. I numeri molto importanti sono storici, però sono per noi il punto di partenza per fare un 2024 anche migliore. Si sarebbe potuto fare di più con una diversa continuità territoriale? La continuità territoriale è partita con qualche messa a punto necessaria che poi è stata fatta con dei voli aggiuntivi e questo ha consentito alla fine dell'anno di migliorare molto il servizio ai passeggeri. Perché c'era stato qualche problema nel corso dell'estate? Una partenza che necessitava una messa a punto che però è stata fatta. Chiedo anche a lei che cosa si aspetta dal nuovo anno. Il nuovo anno sarà un anno sicuramente, auspicabilmente di grande traffico e di espansione dell'aeroporto anche in termini commerciali
e con un servizio che sia il più possibile friendly e amico del passeggero. I passeggeri devono volare sicuri, senza magari accorgersi che ci sono le guardie, che ci sono i controlli, ma sicuri. E concludiamo questo speciale dedicato a questo accordo tra Sardegna e Turchia con Massimo Cugusi, che è esperto in relazioni commerciali internazionali. Che cosa può rappresentare per la Sardegna? Ma direi che la valenza è duplice. Da un lato opportunità di carattere commerciale, pensiamo alle dimensioni demografiche del mercato turco, quindi rispetto non solo a beni di consumo ma in generale anche al potenziamento della struttura di questo paese. Sotto il secondo profilo certamente le collaborazioni industriali. La Turchia è un ponte naturale, una piattaforma naturale a cavallo tra l'Europa e l'Asia. Non dimentichiamoci che Istanbul attraverso il Bosforo unisce l'Europa all'Asia. Ecco, questo non è solamente simbolico, ma partnership con aziende turche possono anche favorire l'ingresso in paesi terzi e non solo la penetrazione commerciale in un grande mercato come quello domestico. Tu sei stato tra i primi a allacciare relazioni importanti con il Medio Oriente. In questo momento di crisi tra Israele, la Palestina e Hamas, che cosa sta succedendo da quelle parti? Ma diciamo che ci sono delle gravi penalizzazioni che oggi derivano dai costi addizionali rispetto al trasporto delle merci. Tutti sappiamo di quanto sono aumentati i noli marittimi e quindi la penalizzazione in termini di tempi e di costi delle esportazioni. Pensiamo che circa un terzo delle esportazioni passano attraverso Suez, quindi dover seguire una rotta più lunga certamente comporta minor competitività, anche perché va detto che questa penalizzazione non è uguale per tutti, perché le navi che sono oggetto di attacco sono le navi che vengono da alcuni paesi, non da tutti. Quindi ci sono degli altri paesi competitori che non soffrono il nostro stesso problema e questo va tenuto in considerazione. Nello stesso tempo vanno avanti i grandi progetti. I paesi dove noi siamo più impegnati sono sostanzialmente l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo. L'Arabia Saudita ha un programma di investimenti straordinario, parliamo di nascita di città di fondazione, quindi città da nulla come la città Neom, la città verde e smart, parliamo di reti infrastrutturali, parliamo di ferrovie, parliamo di grandi appuntamenti come saranno per esempio l'Expo 2030 che Riyadh si è assicurata, i campionati del mondo di calcio, i giochi d'Asia. Tutto ciò sta stimolando in particolare nel settore turistico e tramite il driver del turismo anche nuovi investimenti e nuove opportunità in tutti i settori correlati. Pensiamo all'alberghiero, quindi alle forniture, al mobile, al cibo. Ecco, questi paesi si stanno trasformando in paesi aperti anche ai traffici non solo business ma anche al mercato del turismo leisure, come si dice, quindi il turismo delle vacanze. E questo porterà con sé grandi opportunità anche per le imprese italiane. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene.
meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presentato il calendario di Job Day Sardegna 2024 che debutta a Sassari venerdì prossimo negli spazi della Promocamera. L'evento annuale promosso dall'assessorato al lavoro e dall'ASPAL per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nei diversi territori dell'isola. Prevede complessivamente 6 tappe in altrettante città della Sardegna e dopo l'appuntamento sassarese sono in calendario Olbia il 15 febbraio, Nuoro il 29 febbraio, Oristano il 7 marzo, Tortoli il 13 e Cagliari il 26 e 27 marzo. Nella conferenza stampa di presentazione la direttrice generale dell'ASPAL, Maika Aversano, ha sottolineato il successo del Job Day itinerante che si è rivelato un moltiplicatore di opportunità di lavoro. La formula del Job Day ha funzionato sotto tutti i profili e in particolare per la straordinaria mobilitazione di forze e risorse messe in campo con circa 17.000 persone in cerca di lavoro che si sono iscritte, oltre 40.000 le candidature a fronte di 18.359 posti di lavoro, offerti da 852 aziende dislocate nelle diverse aree territoriali. Ben 309 le imprese che hanno assunto persone selezionate durante il Job Day del 2023, con 2.543 contratti di lavoro stipulati. Per l'evento di venerdì a Sassari risultano già oltre 1.500 iscritti con 4.000 candidature e 110 aziende partecipanti con la richiesta di 450 figure professionali diverse. Saranno presenti inoltre tutte le quinte classe degli istituti superiori della provincia con oltre 1.800 studenti. Le terze e le quarte seguiranno i Job Day in streaming con oltre 1.500 studenti. Facciamo un passo indietro. I dati del 2023 sono stati dati molto importanti. Sono stati dati significativi per le grandi dimensioni delle forze che sono state coinvolte, che si sono messe in gioco. Quindi abbiamo oltre 850 imprese che hanno presentato le proprie posizioni lavorative scoperte. Abbiamo avuto oltre 16.000, quasi 17.000 cittadini iscritti ai Job Day che si sono candidati ai colloqui di lavoro. Abbiamo anche dei numeri importanti, anche se non significativi al 100%, di persone che hanno trovato lavoro attraverso i colloqui e i contatti con le imprese del Job Day. Delle 550 imprese presenti che hanno svolto le attività in presenza nei Job Day, ben 309 hanno assunto subito dopo persone che sono state colloquiate all'interno di questi eventi. Sono state circa, per dare un numero, anche se non è il numero attendibile al 100%, nel senso che possono essere molti di più, può essere molto di più il matching che si è effettivamente realizzato, ma ciò che noi abbiamo elaborato attraverso le nostre comunicazioni obbligatorie, abbiamo ben 1.713 persone assunte all'esito dei colloqui nei Job Day, con 2.543 contratti stipulati. Significa che una persona può aver stipulato più di un contratto con più aziende attraverso per esempio dei part-time. E un dato molto importante dei Job Day dell'anno scorso è stato questo, che di questi quasi 17.000 cittadini iscritti,
circa 14.000 avevano già avuto rapporti con i centri per l'impiego e invece 2.620 persone non avevano mai avuto rapporti con i centri. Significa che abbiamo aperto la porta a persone che erano lontani da questi servizi e che possono aver avuto l'occasione per conoscerli e avere nuove opportunità di crescita e di inserimento. E oggi avete presentato l'edizione 2024 molto innovativa e performante. Bene, l'innovazione è data dall'inserimento di altri argomenti, dall'inserimento di una convegnistica dedicata ai giovani che sono quella forza lavoro, la nostra speranza, e che sono quella forza lavoro che garantirà il ricambio generazionale, ma sarà un ricambio generazionale in lavori che non esisteranno più, cioè in lavori che esisteranno ma particolarmente modificati, cambiati per le caratteristiche di innovazione tecnologica e digitale che le caratterizzerà e le permeerà tutte. Tante novità che sono legate quindi ai temi trattati, all'implementazione di convegnistica dedicata soltanto agli studenti, ma anche tanti laboratori per i disoccupati, per poter imparare a fare ricerca attiva del lavoro, e poi ci sarà una parte, una grande area dedicata agli enti di formazione, a tutte le agenzie formative sarde che sono in questo momento impegnate nell'attivazione di una molteplicità di percorsi formativi avviati dalla Regione Sardegna, dall'assessorato per il lavoro, la sicurezza e la cooperazione sociale, e che sono quello strumento attraverso il quale il nostro occupato, che oggi non ha quel profilo per poter affrontare efficacemente, per poter avere un posto di lavoro, sarà quella grande occasione per presentare a chi non ha le competenze quali sono le offerte formative. È importante conoscere quali saranno questi cambiamenti, come impatteranno sul mondo del lavoro, quindi esattamente quali saranno le figure professionali che molto probabilmente, anzi che molto certamente, cioè che quasi certamente, spariranno, per conoscere esattamente quali saranno invece le professioni del futuro, con una definizione anche delle competenze legate a quelle nuove professioni. Ecco, questo anche da un punto di vista dell'orientamento che faremo all'interno dei Job Day sarà questo il nostro obiettivo, un obiettivo chiaro, diretto agli studenti che stanno per finire il percorso di istruzione secondaria, si affacciano nel mondo della scelta dell'istruzione terziaria, e qui avremo l'ampia offerta delle università di Cagliari e di Sassari, ma anche del sistema Fondazione ITS, che anche da un punto di vista del cambiamento del modo di produrre, dell'innovazione digitale e tecnologica, avranno molto da dire e da raccontare, anche attraverso delle testimonianze di start-up che sono esattamente quelle esperienze da raccontare agli studenti per far capire come è cambiato il mondo e come continuerà a cambiare. L'applicazione della materia del decreto legislativo 81 2008 è senza dubbio una di quelle materie che devono essere necessariamente attuate con attenzione da parte delle imprese, quindi senza ombra di dubbio è un aspetto importante che è quasi è considerato implicito, cioè la materia della sicurezza del lavoro è un qualcosa che non si discute, cioè nel senso che viene considerato un aspetto preliminare per poter fare un ingresso nel mondo del lavoro. Da questo punto di vista però vorrei aggiungere che quando qualunque disoccupato o studente o persona in cerca di lavoro giunge nei nostri centri per l'impiego, c'è una fase di accoglienza che contempla anche questi aspetti, nel senso che la persona che si affaccia nel mondo del lavoro trova davanti a sé un operatore che è in grado di rappresentargli quali sono i propri doveri, ma anche quali sono i propri diritti, e tra questi includiamo senza ombra di dubbio, ma lo consideriamo davvero implicito, quelli che sono i propri diritti legati alle norme in materia di sicurezza del lavoro. Le chiedo, è soddisfatta del percorso tra un Job Day e l'altro? Mi spiego meglio. Al di là dei giorni di orientamento, che sono quelli più intensi e più produttivi, dopo che l'orientamento finisce si lavora già per la prossima edizione? Allora, dopo che queste grandi giornate, che sono davvero una moltitudine di opportunità e di servizi, sono tutti i servizi che eroghiamo nei centri, li eroghiamo in un ambito territoriale straordinario,
Noi continuiamo a erogare questi servizi giorno per giorno dentro i centri per l'impiego e chiaramente quando si finisce un job si tirano le somme, ma stiamo già pensando alla prossima edizione, anche perché l'avevamo promesso che questo sarebbe stato un modus operandi e il territorio, anche il cittadino che non è venuto al Job Day perché era già occupato, non aveva bisogno, ha apprezzato molto la vicinanza della regione, dei servizi per il lavoro nei singoli territori. È stato forse questo uno di quegli elementi che ha fatto la fortuna anche di questo evento. Le chiedo quelli che sono stati i risultati dell'ASPAL. I risultati dell'ASPAL si muovono su tanti fronti, dalle misure di politica attiva che sono state progettate, messe in atto e attuate, e penso per esempio alla misura del Master and Back dedicato ad un'alta qualificazione di giovani laureati, ma questa è una tra le tante. Penso al Talent Up, il progetto per trasformare idee imprenditoriali innovative nelle start-up, e anche questo ho messo a segno. Abbiamo portato a conclusione l'altra misura, che è quella di garanzia giovani, a valere sui fondi FS Plus 2024, quindi programmazione precedente, nonostante appunto i tempi del Covid che hanno molto influenzato gli esiti di questa misura con fondi comunitari, ma abbiamo poi avuto tutti i risultati legati all'attività dei centri per l'impiego. Ricordiamo che nel 2021 c'è stata la grande riforma dei servizi per il lavoro, la riforma GOL, con questo acronimo che significa garanzia e occupabilità dei lavoratori, e gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale e poi da quello comunitario, perché i fondi sono diventati anche PNRR, abbiamo avuto degli obiettivi fisici da raggiungere, cioè intercettare il mondo dei disoccupati e prendere in carico un certo numero di persone. Per esempio nel 2023 il target fisico era di 52.400 persone da prendere nuovi disoccupati da prendere in carico e da inserire in un percorso, in un trattamento a 360 gradi con tutti i LEP di ASPAL, e abbiamo raggiunto questo numero. Adesso bisogna portare le persone che abbiamo battezzato anche nel 2022-2023 all'orientamento, e in parte l'abbiamo fatto, l'accompagnamento al lavoro lo stiamo facendo, e il Job Day serve anche a portare dentro casa l'obiettivo dell'accompagnamento al lavoro con l'incontro domanda e offerta, e stiamo prendendo per mano le persone battezzate che hanno bisogno di formazione per inserirle nei percorsi formativi che, come voi tutti sapete, sono stati pubblicati in gran numero nell'ottobre del 2023, il 20 ottobre, 2.800 percorsi ai quali i singoli cittadini disoccupati si possono iscrivere. Quindi ecco, tanta attività, ma tanta altra ce ne sarebbe appunto da raccontare sui vari fronti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia.
Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si è svolta a Cagliari la tavola rotonda organizzata da CGIL, FIOM e Filctem regionali per discutere sulla situazione delle industrie d'energia con i candidati alla presidenza della regione. Presenti all'incontro i candidati Lucia Chessa, Alessandra Todde e Renato Soru, assente Paolo Truzzu. Segretario, oggi avete organizzato una tavola rotonda con i candidati per parlare di energia e industria. Cosa chiedete al futuro governatore o governatrice della Sardegna? Chiediamo di cambiare in profondità l'assenza di scelte che ha caratterizzato su questi temi, industria, energia, manifattura, gli ultimi 5 anni del governo regionale. Siamo in ritardo sulla metanizzazione, siamo in ritardo sulla definizione delle politiche energetiche, siamo in ritardo sull'utilizzo dei fondi del PNRR, siamo in ritardo sull'utilizzo dei fondi del Just Transition Fund. L'industria della Sardegna deve mantenere il suo carattere di asset importante per lo sviluppo economico. I lavoratori dell'industria sono un bagaglio di competenza e di esperienza che serve alla Sardegna. Ecco, il prossimo governo regionale deve cambiare passo rispetto alla inazione e alla inerzia che ha caratterizzato i 5 anni precedenti. Cosa vi aspettate da questo incontro? Ma ci aspettiamo che i candidati prendano posizione e assumano responsabilità rispetto a 3 grandi questioni. La metanizzazione dell'isola, noi abbiamo bisogno della dorsale per rendere indipendenti dalle forniture ballerine cittadini, famiglie, forniture, imprese. Abbiamo bisogno di politiche che favoriscano la transizione verso un'industria non inquinante e in rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione che l'Italia ha assunto con l'Unione Europea, e abbiamo bisogno di impegni sulla agenzia regionale per lo sviluppo industriale che noi proponiamo ai candidati di assumere come impegno per la prossima legislatura. La Sardegna ha bisogno di un'agenzia dedicata allo sviluppo industriale e di un fondo speciale per la transizione nel quale nessuno dei lavoratori coinvolti sia lasciato indietro e questa transizione non comporti la perdita di posti di lavoro e di opportunità occupazionali. A proposito di posti di lavoro, tratterete anche il tema della vertenza Portovesme, ad esempio? Ma quello è l'epicentro dell'assenza di iniziative del governo regionale e della mancanza di risposte del governo centrale. Lì abbiamo un polo specializzato nei materiali non ferrosi, abbiamo una centrale che deve essere dismessa, abbiamo un concentrato di sapere operaio e industriale che non può essere disperso. Insomma, bisogna che chi si candida a governare la regione ci dica che cosa vuol fare di quella realtà che secondo me e secondo la CGIL rimane importante per il futuro economico e industriale dell'isola. Una nuova legislazione per una nuova agricoltura. Questo è il tema del confronto con i candidati alla presidenza della regione, promosso da Copagri Sardegna, Confederazione Produttori Agricoli. Presenti all'incontro svoltosi al Sisar Hotel a Cagliari, Alessandra Todde e Renato Soru. Assenti invece Lucia Chessa e Paolo Truzzu. Quali sono le proposte di Copagri al nuovo governo regionale, pensando anche a quanto avvenuto in questi giorni con la protesta degli agricoltori e degli allevatori? Si chiede alla politica regionale più professionalità, più autorevolezza, più concertazione, più professionalità, perché l'assessorato all'agricoltura da troppo tempo è stato lasciato troppo in disparte. Quindi le persone che entreranno a dirigere appunto l'assessorato all'agricoltura dovranno essere più attente, più pronte alla concertazione tra le associazioni di categoria, tra le agenzie regionali come Argea, Laore e Agris, affinché si arrivi ad avere una soluzione comune che venga bene a tutta l'agricoltura regionale. Non possiamo più permetterci di sbagliare e quindi abbiamo idea di portare avanti politiche che siano concludenti, forti, a migliorare anche quella che è la politica agricola comunitaria, che presenta un po' troppe
Una regione che ascolta le rappresentanze imprenditoriali. È la proposta di Confindustria Sardegna che in vista delle prossime elezioni regionali chiede ai candidati alla presidenza della regione che vi sia una vera partecipazione degli attori economici nell'intero quinquennio di legislatura. Questo è un incontro preparatorio per la riunione che si terrà presso questa sede lunedì 12 con i 4 candidati alla presidenza della regione. Abbiamo voluto presentare il nostro programma in maniera tale che sia molto chiaro a tutti e 4 candidati qual è il pensiero, qual è la posizione di Confindustria Sardegna rispetto ai prossimi 5 anni di politica regionale e qualora condivisa in toto o in parte possa essere poi effettivamente un terreno di confronto. Ed è questo che noi chiediamo, un cambiamento radicale nel metodo di confronto che fino ad oggi non ha dato i risultati attesi. Quindi un confronto costante, almeno 4 incontri annuali con il Presidente e con gli assessori di riferimento delle materie specifiche che possono interessare il mondo delle imprese. I temi sono quelli noti, arcinoti, e cioè parliamo dei trasporti, parliamo dell'energia, parliamo delle infrastrutture e ovviamente parliamo anche della sanità. Questi sono dei temi che sicuramente hanno bisogno di una programmazione che va oltre i 5 anni, ma siamo altrettanto certi che una giusta visione possa portare intanto all'inizio della risoluzione dei problemi, alcuni dei quali ormai invece dovrebbero trovare già la soluzione, parlo in particolar modo di energia e trasporti. I tempi sono maturi perché effettivamente e finalmente ci sia una politica regionale che risolva questi 2 grandissimi problemi. Il futuro del terzo settore in Sardegna al centro del nuovo confronto tra i candidati alla presidenza della regione organizzato da Confcommercio a Cagliari. Presenti in sala Alessandra Todde e Renato Soru, in collegamento in apertura dell'incontro Paolo Truzzu. Noi chiederemo ai candidati, più che chiedere, faremo presente quali sono le nostre esigenze primarie, quali sono le priorità che secondo noi il comparto del terziario ha necessità per sbloccare questa situazione estremamente grave della quale tutti siamo testimoni. Quindi parleremo di quelle che sono le nostre prerogative, che cosa siamo, chi rappresentiamo e soprattutto che cosa ci serve, che è una continuità territoriale diversa e migliore, perché per noi le strade, le autostrade, gli aeroporti e i porti sono la nostra autostrada del sole. E siccome l'autostrada del sole ha tariffe uguali per tutti, accesso libero per tutti, non capiamo come ancora in questo processo di parificazione non si riesca ancora a superare questo grave disagio che noi affrontiamo tutte le volte che ci dobbiamo recare nelle varie città d'Italia. 1 ora e mezzo di dibattito, o meglio di faccia a faccia a tutto campo, sui temi più importanti per lo sviluppo dell'isola, in cui non sono di certo mancate le scintille. Emblematica in questo senso la risposta di Todde e Soru alla domanda del giornalista Luca Telese che ha moderato l'incontro. Che incarico vi dareste in caso di vittoria? Nessuno. Un faccia a faccia conclusosi però con la prima stretta di mano tra i 2 da quando è iniziata la corsa a Villa Devoto. Colpo all'ex Medi Nuoro il candidato presidente alla regione per il centrodestra Paolo Truzzu, che guadagna gli spazi dell'incontro con oltre mezz'ora di ritardo e che proprio con il ritardo giustifica la sua volontà di non rilasciare dichiarazioni al microfono di Telesardegna. Tra sorrisi e abbracci con i sodali e i sostenitori e una sciarpa della nuorese donata a mo' di portafortuna, il candidato Truzzu giunge finalmente sotto il palco a intervenire per primi i candidati della coalizione. Una tappa nuorese in cui il centrodestra ha l'occasione di riunire i candidati e di presentare il programma elettorale, definito dai relatori più innovativo rispetto a quello del centrodestra di 5 anni fa. Territorio, ambiente, identità, recupero del gap infrastrutturale, alcuni tra i temi messi sul tavolo per una politica che si occupi solo di Sardegna, come esplicitato nel non slogan scelto da Truzzu. Coltiviamo il futuro della Sardegna, tour di iniziative sui territori organizzato da Confagricoltura per presentare alla politica in vista del voto del 25 febbraio le sue proposte per il sostegno e la crescita del sistema produttivo agricolo, fa tappa a Cagliari.
Presenti in sala 3 candidati alla presidenza della Regione: Lucia Chessa, Renato Soru e Alessandra Todde. Assente invece Paolo Truzzu. Le proposte sono molteplici e più che altro bisogna rivisitare completamente tutto quello che è la politica comunitaria e soprattutto anche capire come e in che modo vuole agire la Regione, quindi assumersi certe responsabilità in modo che veramente dell'agricoltura possiamo creare un obiettivo che sia un obiettivo comune per tutti, quindi rendere di nuovo attrattiva l'agricoltura per noi, per i giovani e per tutto il contesto della comunità del territorio. Per noi è fondamentale che oggi i candidati alla futura presidenza della Regione Sardegna possano ascoltare quello che è il documento programmatico degli agricoltori sardi, perché oggi più che mai le scelte vengono definite tanto a Bruxelles quanto soprattutto a livello regionale. Oggi ci troviamo di fronte ad una crisi che non conosce ancora la fine. Se vediamo a tutte le agitazioni che ci sono in Europa, siamo arrivati sostanzialmente, e noi come Confagricoltura lo dicevamo da tempo, una PAC che non ci piaceva, il Green Deal in salsa esclusivamente ambientalista, senza nessun confronto e dibattito con gli agricoltori, dove siamo noi agricoltori quelli che effettivamente presidiano il territorio e lo mantengono. Ecco, io ricordo le giornate del Covid, ricordo le giornate della guerra in Ucraina, ci è stato chiesto di produrre di più, metteteci in condizione di produrre di più. Per produrre di più ci vogliono leggi che semplifichino la vita amministrativa degli agricoltori. Noi agricoltori destiniamo 1/3 del nostro tempo a compilare scartoffie, vorremmo avere più tempo per stare in campagna, ma soprattutto leggi che anziché chiedere a noi agricoltori di produrre di meno vorremmo produrre di più, in un contesto competitivo e soprattutto laddove si deve mettere fine alle pratiche sleali con cui molti prodotti che arrivano fuori dall'Europa oggi arrivano in competizione sui nostri mercati, mettendo in difficoltà tra l'altro i nostri imprenditori. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, ci troviamo presso la sala conferenze della Cofimer qui a Cagliari e oggi si parla di intelligenza artificiale e di cybercultura. Esperti, scuole e tutto quello che è l'indotto di questa nuova tecnologia, ma scopriremo soprattutto il regolamento europeo. Sentiamo. L'intelligenza artificiale tra
Curiosità e certezza. Tra curiosità e certezze, sicuramente oggi da un anno a questa parte ChatGPT ha fatto sì che più di ieri mettessimo la nostra attenzione su quello che è in realtà un argomento che già invade le nostre case e le nostre imprese, perché l'intelligenza artificiale non è un argomento di oggi, in realtà quello che conosciamo oggi è l'evoluzione e quello che conosciamo oggi è quel che oggi i nostri imprenditori possono e devono applicare. La fatturazione elettronica, questa grande spinta verso la digitalizzazione dei nostri processi è chiaramente il frutto dell'evoluzione dell'innovazione, un'innovazione che in realtà è galoppante e che porta oggi le nostre imprese a dover realmente iniziare un percorso di miglioramento dei propri processi. E da anni, in realtà già la precedente programmazione della Comunità Europea metteva l'accento fortemente sulla necessità di innovare i processi e i prodotti, però siamo stati ancora lenti. Diciamo che sicuramente le imprese più strutturate hanno iniziato ad introdurre sistemi evoluti, ma l'Italia, in modo particolare la Sardegna, insieme a tutto il resto delle nostre regioni, è un bacino formato fondamentalmente da microimprese. E benché il nostro tessuto imprenditoriale sia formato appunto da soggetti imprenditori che fanno più fatica quindi ad approcciarsi all'innovazione, oggi è entrata nelle loro case la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti e i sistemi che vengono utilizzati già per questo percorso amministrativo fanno già uso dell'intelligenza artificiale, per cui in realtà la stiamo già sfruttando e probabilmente non ne siamo molto consapevoli. È necessario però adesso iniziare a riflettere seriamente su quelle che sono le opportunità che l'intelligenza artificiale offre ai nostri imprenditori. La Sardegna ha delle difficoltà, è un'isola, è vero, ma è la patria dell'innovazione tecnologica e questo deve far sì che i nostri imprenditori si sveglino e capiscano che è il momento di agire, è il momento di strutturarsi. Affrontiamo i prossimi 5 anni con una quantità di risorse economiche importanti che ci arrivano dalla Comunità Europea. È vero che dicono che siamo obiettivo 1, ma questo non significa che non abbiamo le capacità di evoluzione. Le abbiamo e l'abbiamo ampiamente dimostrato, la storia lo dice. È arrivato il momento di far evolvere anche le microimprese e per farlo bisogna che abbiano la capacità di far sintesi in questa mole di informazioni che arrivano puntualmente e che un po' ci sta stordendo, no? Non è che hanno tutti la capacità tutto sommato di metterle insieme e agire. Ecco, un'azione pensata, un'azione programmata, un'azione che aiuti quindi le nostre imprese a proiettarsi sul mercato che ormai è un mercato mondiale, non è più il mercato locale. Anche la microimpresa e quindi la piccola attività produttiva oggi si confronta con un mercato che non è più quello di vicinato. Diamo grande importanza al riscoprire, no, le nostre tradizioni, a ridargli una chiave di lettura che ci consenta di farle evolvere e presentarle. E questi sistemi ci possono aiutare, le risorse non ci mancano, anzi abbiamo una programmazione che deve completamente partire. In Sardegna assistiamo adesso a un cambio anche di governance, la nuova governance ha di fronte una sfida importante, quello di traghettare le imprese che appartengono alla nostra Sardegna in quella che è la sfida probabilmente sembra una parola, no? Un po' importante, però sicuramente proiettare i nostri imprenditori nel mondo e riuscire così a portarli verso quelli che sono traguardi che tutto sommato ci appartengono. Tra i tanti argomenti che avete affrontato, tra le tante caratteristiche di questa nuova tecnologia,
È fondamentale il regolamento, ma soprattutto la tutela, per non incappare in quelli che possono essere dei pericoli anche sul web. Certo, siamo figli delle norme, abbiamo grandi possibilità nel fare, però abbiamo anche la necessità di iniziare a affrontare quelle che sono, quella che è l'etica nell'utilizzo di una tecnologia che in qualche modo diventa anche un po' invadente. E quindi l'accento su quello che possiamo fare, su come lo possiamo fare, su quando lo possiamo fare, in modo da non incorrere in quelle che poi però ogni norma ha poi un suo apparato sanzionatorio, quindi non possiamo rischiare poi di fare qualcosa che è proibito fare. In questo momento, insomma, il relatore abbiamo invitato per questo anche Francesco Paolo Micozzi, che è un giurista che da anni lavora su questi argomenti, per darci anche la cassetta degli attrezzi, scusate se ripeto, però insomma per darci quegli strumenti utili a capire. ChatGPT è alla portata di tutti, però il problema è saperlo utilizzare per appunto non rischiare poi di fare con ChatGPT qualcosa che in realtà poi ci mette a rischio le nostre informazioni. L'intelligenza artificiale si nutre dei nostri dati, si nutre delle nostre informazioni, però le informazioni che ci riguardano sono anche la cosa più importante che abbiamo. Per cui sapere come utilizzarle, cosa utilizzare diventa decisamente importante. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirsu.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Eccoci, e in occasione di questo evento Sardex BNI qui al T-Hotel ci ha raggiunto Gianluca Mureddu, il presidente dei CCN, Centri Commerciali Naturali della Sardegna. Presidente, come si sta evolvendo il progetto CCN regionale? Allora, abbiamo incominciato a girare per la Sardegna, una delle nostre prime tappe è stata la Maddalena, che tutti conosciamo per le sue bellezze, e siamo stati proprio chiamati dall'assessorato al commercio e turismo proprio per essere dei facilitatori di possibili aggregazioni di imprenditori all'interno del centro commerciale naturale, che ogni
territorio secondo noi dovrebbe avere, perché va a far collaborare tutti gli imprenditori in unico obiettivo, la promozione delle proprie imprese insieme con il proprio territorio. Attualmente quanti CCN fanno parte del circuito regionale e a quanto volete arrivare? Beh, noi siamo partiti con 10 soci fondatori con tutte le province della Sardegna. Oggi questo nasce a novembre nel 2023, oggi siamo a 15 CCN associati e più di 800 imprese rappresentate. Noi speriamo e ci impegneremo ad arrivare a 30 CCN associati al fine 2024. Nei progetti, nello statuto dei CCN, qual è il progetto, o meglio l'ambizione più immediata? Allora, l'ambizione più immediata è dare coscienza alle imprese prima di tutto nel proprio territorio, cioè collaborare, condividere proprio i punti di forza, i punti di debolezza per creare delle promozioni di uguale valore del proprio territorio. Questo è molto difficile poi riportarlo a livello regionale, perché poi ogni territorio ha le sue specifiche, ma noi ci riusciremo a farlo, soprattutto perché la bellezza sta nella diversità della proposta, nella diversità anche del prodotto, proprio perché noi, ogni territorio del centro commerciale naturale associato al consorzio proporrà la sua destinazione, dove all'interno abbiamo le proposte per i commercianti, per gli artigiani e la destinazione turistica di ogni territorio, che insieme a tutti gli altri crea una costellazione Sardegna. Presidente Muredu, prima di salutarci e poi avremo modo sempre di approfondire questo progetto, le chiedo che stagione ci possiamo aspettare. Fra un po' sarà primavera, poi arriverà l'estate e soprattutto gli eventi la faranno da padrona. Allora, quello che ci potremo aspettare, purtroppo io questo non posso saperlo. Quello che posso dire è che tutte le imprese si stanno mettendo insieme per creare una Sardegna sempre più attrattiva, e lo sforzo che stiamo facendo è molto importante, ma anche la tipologia degli eventi sarà proprio per posizionare ogni territorio e il nome della Sardegna a livello internazionale. Dunque sarà una buona stagione. Arte teatrale in Sardegna, vicini di casa, una commedia divertente, amarognola, che scomoda tanti modi di interpretare una coppia un pochino assonnata. L'hanno portata in giro da Olbia a Tempio, Alghero, Macomer e ieri a San Luri. È stato un successo, come i protagonisti. Amanda Sandrelli, che tournée è stata? Beh, in Sardegna è meraviglioso, io sono innamorata di questa terra e quindi ogni volta che torno sono felice. Era tanto che mancavo teatralmente, ci vengo in vacanza spesso, ma invece col teatro erano tanti anni, quindi sono molto contenta. Il pubblico è sempre meraviglioso come me lo ricordavo, quindi benissimo. Gigio, il marito che fa compagnia, che crea questa coppia un po' stanca, un po' ripetitiva e si incuriosisce dei vicini. Che marito sei? Beh, un frustrato nel complesso, un marito di una coppia che non vive bene, e il confronto con una coppia che invece vive bene, diciamo all'inizio fa parecchio male, ma alla fine fa bene. È un po' anche il messaggio della commedia, cioè mischiarsi con persone diverse alla fine fa bene, cioè all'inizio ti crea dei casini, ma alla fine fa bene. Amanda, ho letto in una tua intervista che tu dicevi: non nascondiamoci, la quotidianità è difficile, può essere feroce. Ah sì, assolutamente, assolutamente. È necessaria in una coppia che, soprattutto in una coppia che sceglie di avere dei figli, credo insomma sia impossibile non convivere, però bisogna tener conto che la convivenza è una
è una difficoltà, è una cosa che comunque va gestita e anche con tutto l'amore del mondo può essere difficile, come dice Gigio in una battuta splendida, che è forse quella che preferisco nello spettacolo. È molto difficile anche sopportare se stessi a quest'età, figuriamoci un altro H24, insomma sì, credo proprio di sì. Ecco, in una battuta, per stare ai ritmi teatrali, qual è il messaggio, Amanda? È quello che diceva Gigio, l'apertura. È sempre meglio essere aperti che essere chiusi, questo senza dubbio. Poi noi usiamo degli estremi, dei giochi teatrali, non è che uno per forza debba fare i numeri a colori sessualmente, voglio dire, come nel caso della coppia, dell'altra coppia. Però certamente la chiusura in una frustrazione, in un silenzio, in un giudicare gli altri, qualunque cosa facciano diversa, giudicarli non aiuta, mentre l'apertura aiuta, e credo che alla fine questo venga fuori anche ridendo e scherzando. Questa è una commedia dove si ride dall'inizio alla fine, però credo che poi questo venga fuori. Gigio, ridendo e scherzando si diventa anche un po' migliori, le coppie crescono nella loro maturazione. Beh, diciamo, questa è la speranza, poi delle volte ci si riesce, delle volte un po' meno. Si passa attraverso, è chiaro, nel confronto con gli altri, si passa attraverso un momento di crisi, di disequilibrio, perché dove stai, anche se stai male, comunque hai stabilito una tua comodità. E il fatto di doversi spostare ti crea un problema, ma il posto nuovo delle volte è meglio del posto vecchio. Dove proseguite, Amanda? Come prosegue la vostra tournée dopo la Sardegna? Adesso siamo in Toscana, poi siamo... io non riesco mica tanto a tenere il conto, so che stiamo a giro fino alla fine di aprile, questo lo so per certo, in tutta l'Italia. Bene, Gigio, cosa puoi aggiungere? Siamo in chiusura, dove andrete a raccontare questa coppia annoiata che invece deve aprire? Ma tutta Italia, sì, ricordo un po' di Friuli, un po' di Puglia, un po' di Toscana, un po' di Marche, un po' di Abruzzo, un po' di Lombardia, dappertutto. È anche divertente vedere la diversità delle varie reazioni, insomma. Andate, cercateci, noi siamo in giro, da qualche parte ci trovate. Portatevi un pezzo di Sardegna. Grazie ad Amanda Sandrelli e grazie a Gigio Alberti. Grazie a voi. Bentrovati, bentrovato Valerio, telespettatori di Panorama Sardo e Tele Sardegna. Questa sera vogliamo darvi un'esclusiva. È partito il 18 novembre da La Corugna, Spagna, il nostro Andrea Amura, che sta partecipando alla Challenger in esclusiva 2024, navigazione in solitaria senza scalo, con uno staff che lo segue a 24 ore su 24 in modo da monitorare i suoi spostamenti. Il nostro Andrea Amura, con Vento di Sardegna, la sua imbarcazione, ha già percorso più di 15.000 chilometri. Lo aspetta a breve Capo Horn, che nell'immaginario dei naviganti e dei marinai è il punto più lontano del Sud America, che scavalla dall'Oceano Atlantico a quello Pacifico. E allora non mi resta che farvi sentire il nostro Andrea per vedere sia la sua situazione della navigazione, con i problemi tecnici che ha risolto egregiamente da solo, ma soprattutto le burrasche e le tempeste che ha dovuto affrontare e che sta affrontando in questi giorni. Purtroppo la situazione meteo non è delle migliori e abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rallentare, quindi mettere 4 mani alla randa, chiudere i fiocchi e perdere tempo. Abbiamo corso come cavalli fino a questa notte, ma alla fine è servito a poco. Purtroppo ho deciso così e le condizioni impossibili che ci saranno, perché in questo momento è anche buono Capo Horn, ma se è troppo distante, siamo a 800 miglia. Quelle che ci saranno nei prossimi giorni saranno davvero pericolose ed è bene non avventurarsi lì. Con 7 metri d'onda, pioggia torrenziale, 50-60 nodi di vento e poi onda molto ripida con un periodo di circa 12 secondi. Su onde di 7 metri vuol dire montagne russe, vuol dire non poter surfare, vuol dire frangenti, vuol dire distruggere tutto. Ecco la situazione meteo aggiornata. Noi siamo qui
stiamo andando un po' al riparo e in arrivo per domani questa roba rossa che si vede. Qui c'è Capo Horn e andando avanti è praticamente impossibile passare perché arriva in poche ore questa roba rossa che è veramente l'inferno e continua. Ancora siamo a martedì, lunedì, martedì, mercoledì sembra migliorare ma poi ritorna di nuovo. Questo rosso sono sempre oltre 60 nodi con onde di 7 metri, sembra migliorare da giovedì, però giovedì è anche molto lontano e bisogna vedere come evolve la situazione. Abbiamo deciso, nostro malgrado, di rallentare dopo la corsa di cavalli fino a questa notte, ma a 811 miglia da Capo Horn non era possibile proseguire perché c'è informazione, la tempesta perfetta come il film e non era sicuro passare. Parliamo di 7 metri di onda con pioggia torrenziale, 60 nodi di vento, veramente condizioni da mettere a grave rischio la barca e la vita, e quindi ho dovuto decidere di rallentare. E siamo qua che navighiamo con la nostra brandina a 4 mani, lenti verso sud, verso le zone più calme, in attesa. Dovremmo aspettare parecchio fino credo a martedì mattina, a lunedì notte, dipende un po' dall'evoluzione, però purtroppo è così, non c'è altro da fare. Aspettare, dormire, fare un po' di manutenzioni. Intanto ecco le condizioni del mare, sta già montando e comunque lunedì ci becchiamo una bella burrasca forte, molto forte ma gestibile. Probabilmente ci metteremo alla cappa, cioè allo scarroccio, alla deriva, per lasciarla passare. Sarà abbastanza veloce, dopo quella dovremo poter partire sulla coda e raggiungere Capo Horn. A Sibiria a tutti! Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi,
Realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Un'alleanza strategica per lo sviluppo dei formaggi pecorini e in particolare di una grande DOP come il pecorino romano l'hanno stretta la cooperativa Cao Formaggi di Fenosu, provincia di Oristano, e il consorzio Gran Terre di Modena, società commerciale del gruppo Gran Terre Spa, leader di mercato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano. Due realtà economiche simili con circa 60 anni di storia entrambe e una forte propensione per la valorizzazione del territorio. Renato Illotto, presidente della Cao Formaggi, oggi vediamo un avvenimento importante per lo sviluppo dell'azienda. Sì, è un obiettivo che era previsto darne una giusta ufficialità e oggi la manifestiamo insieme. Il gruppo Gran Terre con Cao iniziano un percorso ambizioso di prospettive per darne il giusto riconoscimento ai nostri soci tutti. Ci sarà diciamo così, un allargamento di orizzonti anche. Assolutamente sì, il gruppo Gran Terre è un gruppo consolidato, un gruppo forte, soprattutto nei mercati esteri, che noi sull'estero dobbiamo velocizzare il nostro percorso. Siamo molto presenti a livello nazionale, però sull'estero abbiamo bisogno e, diciamo così, col gruppo Gran Terre ci definiamo un po' il terzo pilastro dei formaggi duri, essendo loro leader del parmigiano reggiano e del grana padano, abbinando il pecorino romano DOP in questo caso, una triade di prodotti italiani insieme a tutti i prodotti che Gran Terre ha, un ampio pianiere di prodotti, riuscirà senza dubbio con le piattaforme e con il loro staff manageriale per l'estero a portare dei risultati senza dubbio importanti. È un matrimonio costruito da tempo, da rapporti e relazioni che finalmente siamo riusciti a concretizzare con questo accordo di importante sviluppo tra la società Consorzio Gran Terre e la cooperativa Cao, quindi in forma cooperativa, a piena titolarità di imprenditori agricoli, quindi allevatori di bovini e allevatori di pecore. Si è raggiunto un accordo per lo sviluppo dei nostri prodotti all'estero, quindi una condivisione comune per dare ai nostri consumatori un grande prodotto di qualità, delle DOP più importanti d'Italia, dei formaggi a pasta dura. Diciamo che soprattutto penso che sia l'importante lo sviluppo verso l'estero. Sì, noi abbiamo iniziato un percorso societario proprio per cercare di portare fuori dai confini nazionali i nostri prodotti di eccellenza italiani, sia di formaggi che di salumi, un percorso che sta avendo un importante successo anche perché pensiamo che i mercati mondiali possano riconoscere il giusto valore alle nostre DOP dei nostri territori. C'è un percorso che abbiamo avviato tanti anni fa. Ultimamente abbiamo cercato appunto di dargli un'impronta un po' più decisa in ragione appunto di quelle che sono le necessità non solo commerciali ma più in generale appunto organizzative che il nuovo contesto economico in qualche modo impone. Quindi diciamo, il rapporto, come detto, appunto, nato tanti anni fa, andrà a concretizzarsi inizialmente con una politica incentrata soprattutto sullo sviluppo dei mercati esteri, per poi speriamo appunto andare a consolidarsi anche su altri aspetti non solo mercantili e commerciali ma anche appunto di tipo organizzativo. Quindi è un momento importante per la nostra azienda, quindi prosegue quella politica di crescita e di sviluppo che ha fatto sì che l'azienda Cao da 15 milioni di euro di fatturato di qualche anno fa
appunto attraverso questa politica ha raggiunto i 60 milioni di euro e speriamo appunto che questa aggregazione, questo processo appunto che è stato innescato attraverso questo accordo possa portarci veramente a crescere ulteriormente e quindi rafforzare le posizioni non solo dell'azienda ma anche dei nostri soci conferitori. È un evento importante, la cosa su cui abbiamo spinto molto anche come organizzazione, la cooperazione tra cooperative di territori diversi e qui in questo caso c'è un'importante impresa come il Consorzio Granterre che dà lustro anche al lavoro che potrà fare CAO nei prossimi anni. Sarà previsto un ampliamento, quindi ci saranno una produzione maggiore, quindi potrebbe essere anche foriero di qualche altra assunzione, cioè di un lavoro in più. Noi auspichiamo sempre anche nel nostro territorio regionale un'aggregazione fra imprese che operano sullo stesso settore, in questo caso del nostro mondo cooperativo, quindi non aumentare solo la produzione ma crescere insieme agli altri. CAO è un'azienda che da tanto tempo ormai ricopre una parola importante abbastanza in Sardegna. Beh, la prima impresa, la prima cooperativa dell'ovicaprino a livello nazionale, un'impresa che è cresciuta grazie anche allo strumento dell'OP, loro sono qui dal 2007, basta guardare i numeri che sono andati sempre a salire e continuano a salire sia in termini di produzione di formaggio ma anche in termini di qualità aziendale con l'intera strutturazione del gruppo manageriale che ha aiutato la capacità dei nostri dirigenti delle cooperative a crescere sui mercati nazionali, europei e esteri. E siamo in chiusura di questa puntata, siamo al T-Hotel per un evento che va avanti per tutta la serata. BNI incontra Sardexpay e cos'è BNI? È Business Network International. Esatto. Abbiamo notizie di quello che è accaduto in questi 6 anni in Sardegna, ma partiamo dalla base. Quando nasce questa idea e dove nasce? Nasce in America, un imprenditore che aveva perso il suo cliente più importante e ha iniziato a fare relazioni con i suoi amici. Inizialmente in maniera molto semplice, poi in maniera sempre più strutturata, creando relazioni l'uno per l'altro di lavoro. È un sistema che si è sviluppato in tutte le parti del mondo, poi, in tutti i continenti, in Italia e vi do una notizia anche in Sardegna, da 6 anni anche in Sardegna, funziona anche qui. Con una progressione costante, Seci? Assolutamente, crescono il numero di capitoli che sono i gruppi, crescono i numeri dei membri e cresce il business creato da questo sistema che è nato così in maniera quasi estemporanea e invece lavora e fattura a livello internazionale. È un sistema che io ho adottato da circa 5 anni e che, devo essere sincero, ogni anno mi dà sempre più opportunità di lavoro. Funziona. Un incontro alla settimana, una serata dedicata a questo lavoro dove arrivano sempre novità. Allora, ci si incontra settimanalmente in una location. Noi ci incontriamo alle 14 normalmente, però noi siamo anomali perché normalmente l'incontro è alla colazione di mattina, in maniera tale che poi gli imprenditori, una volta che si incontrano, lavorano in maniera continuativa, fanno continuativamente il proprio lavoro e senza nessuna pausa. Noi invece alla sarda abbiamo un orario un po' diverso dal solito. Ci si conosce sempre meglio ogni settimana. Ognuno di noi è professionista nel suo mestiere, ma spesso gli altri non ne sanno niente. Quindi ogni settimana c'è la possibilità di far sempre conoscere meglio la propria impresa e quindi di dare la possibilità agli altri di poter referenziare il proprio lavoro. Le referenze, cioè le opportunità di lavoro, sono la base per crescere, per fatturare e per migliorare il proprio business. Chi vuole entrare in questo mondo, imprenditore, libero professionista, che cosa deve fare? Allora, è legato questo sistema alle partite IVA, quindi è aperto praticamente a chi sta nel mercato, fra virgolette, reale. Basta diciamo, contattare un gruppo o mettere BNI, Connect, Sardegna Sud
E esistono adesso in Sardegna Sud 4 gruppi che si chiamano appunto capitoli, che sono gruppi che si incontrano ogni settimana in certi orari e in certe giornate. Ogni gruppo ha diciamo orari e giornate diverse, quindi ognuno può scegliere quello che gli viene meglio. Vi devo confessare che quando un anno fa ho fatto per la prima volta visita al gruppo di BNI, Matteo Ghiani è stato uno di quelli che mi ha introdotto a questo tipo di discorso. Facciamo finta che sia la prima volta per il nostro telespettatore imprenditore partita IVA. Come glielo presenti? BNI è un gruppo di imprenditori, di professionisti, di commercianti che si riunisce settimanalmente per promuoversi vicendevolmente e quindi portare del benessere alle persone che fanno parte di questo gruppo attraverso delle referenze qualificate, attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso tutta un'altra serie di strumenti che fanno parte di questo metodo. Quando ci siamo incontrati stasera mi hai detto oggi per noi è una serata molto importante, ma come nasce questo matrimonio con SardexPay? Con SardexPay c'è una collaborazione che è quasi organica, nel senso che quando è nato BNI qua in Sardegna ci si è resi conto che molti partecipanti di questi capitoli che nascevano facevano parte anche del circuito Sardex, proprio perché c'è questa voglia, questa volontà di fare rete, di conoscersi, di relazionarsi e di promuovere l'economia del territorio. Quindi c'erano questi presupposti comuni e da lì è stato naturale portare avanti questo matrimonio. Approfondiamo con Davide Piccioni il discorso di questo nuovo percorso che poi mi diceva Matteo Ghiani era nell'ordine delle cose fra SardexPay e BNI. Sì, allora, buonasera a tutti. Io sono Davide Piccioni e sono Executive Director di BNI Sardegna Sud. Con Sardex abbiamo trovato diciamo, una forma di collaborazione, molti punti di contatto in quello che è la gestione di... Entrambi rappresentiamo due organizzazioni che mettono insieme comunità imprenditori e professionisti, quindi sono due comunità di imprenditori e sono tutti naturalmente accomunati da dei valori. Noi abbiamo in BNI dei core value, quelli che chiamiamo il principale è il give as gain, che è quello del dare per ricevere e quindi tutti gli imprenditori partecipano con l'idea di aiutare gli altri a crescere e a sviluppare il proprio business. Chiara Mura, 14 anni con SardexPay, ci siamo sentiti un anno fa per fare il punto della situazione, ma io dico è sempre importante ricordare al telespettatore a chi vi rivolgete e come funziona SardexPay. Sardex oggi è, mi sento di dire, la più grande opportunità che un'impresa possa voler cogliere. È il primo circuito di credito commerciale d'Italia, è il secondo in Europa, rappresenta ancora un'importantissima opportunità per le imprese che hanno voglia di fare business in maniera etica, perché comunque le relazioni che si sviluppano all'interno del circuito sono relazioni di fiducia, di reciprocità, dove sicuramente l'elemento attrattivo particolare è sicuramente quello dello scegliersi, perché si appartiene a una rete dove già abbiamo deciso di starci e ci siamo scelti. Il fattore in questo momento ulteriormente fondamentale per le imprese è l'accesso al credito. Noi eroghiamo linee di credito di due tipologie, ordinarie e straordinarie, tutte senza interessi. Questo oggi credo sia veramente una grandissima opportunità per le imprese, in un momento in cui il costo del denaro, conosciamo benissimo la situazione e i tassi, l'accesso al credito è sempre più difficile, limitato, per pochi, non per tutti. Oggi veramente partecipare al circuito permette alle imprese di fare più business e di creare quella circolazione di benessere anche nel territorio in cui agisce. Perché? Perché si mettono insieme non soltanto le imprese, le partite IVA, gli imprenditori, i professionisti, ma si mettono insieme anche tutta la loro rete di collaboratori e di clienti finali, perché poi noi abbiamo il programma anche rivolto al consumatore finale, quindi il cittadino può scegliere di spendere i suoi euro all'interno dei punti vendita, portando chiaramente valore alla comunità e al territorio.
Questa situazione molto particolare di blocco da parte degli istituti di credito nell'erogazione del denaro, l'inflazione, hanno spinto sempre più persone a rivolgersi al vostro circuito. Sì, devo dire che abbiamo chiuso un bel 2023, insomma c'è stato un bel incremento di iscritti, ma quello che poi per noi è fondamentale è la soddisfazione degli iscritti, no? Noi diciamo sempre un iscritto è un iscritto quando rinnova, quando poi dopo un anno conferma la sua volontà di partecipare al circuito, perché quella è una conferma di fiducia verso gli altri imprenditori che sono all'interno della rete, perché poi sono loro, sono le aziende che si danno ossigeno in maniera reciproca, mettendo a disposizione i loro beni e i loro servizi. Chiara, stanno partendo i titoli di coda della nostra trasmissione. Una curiosità, questi 14 anni che hai trascorso in un progetto così difficile da presentare, da far crescere, come sono stati? Bellissimi. Io ogni giorno dico, noi facciamo un lavoro straordinario, abbiamo possibilità veramente di dare una mano concreta agli imprenditori, di supportarli veramente costruendo un vestito su misura. Perché è vero, i problemi accomunano le imprese, ma ognuno poi ha le sue peculiarità, ha i suoi desideri, ha i suoi obiettivi. Il nostro lavoro è proprio quello di disegnare un vestito su misura per l'imprenditore e quindi tracciare con lui il suo percorso all'interno del circuito, che è diverso. Le 10.000 imprese hanno ognuno scelto un percorso differente, ognuno ha i suoi obiettivi. Il nostro dovere è accompagnarli in questo percorso e devo dire che c'è tanta etica dietro questo lavoro, che non è meramente una transazione economica. Dietro quelle transazioni economiche veramente c'è la fiducia, c'è la reciprocità degli imprenditori, c'è quella stretta di mano, noi l'abbiamo definita così 14 anni fa, ma c'è veramente una grandissima opportunità per tutti quegli imprenditori che ritengono di voler fare sempre meglio, sempre di più, con più valori. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.